Mobilitazione generale promossa da Rete Imprese Italia, che riunisce le 5 organizzazioni dell'artigianato, del terziario di mercato delle piccole imprese italiane, un'iniziativa per manifestare disagio nei confronti della crisi economica e chiedere azioni concrete da parte dello Stato, che intanto è stata presentata questa mattina a Venezia nella sede del Consiglio regionale. Senza impresa non c'è Italia, riprendiamoci il futuro. È lo slogan della più grande mobilitazione generale organizzata per il prossimo martedì 18 febbraio a Roma, con appuntamento alle ore 12 in Piazza del Popolo e promossa da Rete Imprese Italia, che riunisce Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti, alla quale aderiranno anche 8.000 imprenditori veneti. Un'iniziativa che vuole esprimere il profondo disagio delle piccole imprese italiane, stremate dalla crisi economica, ma anche sottoporre all'attenzione della politica alcune proposte attuabili rapidamente per poter ripristinare un clima positivo e di maggior fiducia nel futuro. La burocrazia ci sta soffocando, il credito non c'è perché le banche si stanno chiudendo sempre di più. Il governo pensa a ulteriori balzelli e ulteriori burocrazia anziché ridurre quel costo enorme che è la burocrazia e permettere che tutto questo si traduca in assunzioni di persone e quindi di creazione di posti di lavoro. Basta burocrazia, basta tasse che si sommano ad altre tasse, basta un paese dove le regole sono sempre domani e quelle di oggi non si sanno più se andavano bene neanche ieri, e quindi un casino che non possiamo più accettare. Vogliamo rispetto per chi rappresentiamo, rispetto per le nostre imprese, per le nostre famiglie. Solidarietà e appoggio da parte del Presidente e della Giunta della Regione Veneto. Io non so martedì prossimo che governo loro troveranno a Roma. In ogni caso credo che dovrà prestare tantissima attenzione alle loro richieste, perché questa volta credo vadano con tutta calma e serenità, in buona armonia, ma se le cose non cambiano saranno costretti anche a usare i mezzi forti. Dopo il suicidio purtroppo del